Buongiorno e benvenuti da 7 in punto, mattinata che vogliamo dedicare completamente all'arte, arte che si manifesta in molte espressioni. Noi questa mattina vorremmo presentarvi due mostre che raccontano due aspetti particolari di quella che è Venezia e la terraferma veneziana. Una mostra, iniziamo subito con il primo ospite, Alberto Monodori Sagredo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Curatore della mostra Italiani a tavola, sì, e docente di storia della fotografia all'Università Tor Vergata di Roma. Lei è qui per presentarci, per così farci conoscere questa mostra fotografica allestita nelle sale di Villa Pisani di Stra, Italiani a tavola 1860-1960, un secolo di abitudini alimentari, sì, italiane, di usi e costumi immortalate in vari fotogrammi. Villa Pisani, lo ricordo ai telespettatori, non è nuova a mostre fotografiche, no? Ogni anno, grazie alla Villa, ma anche a una organizzazione che si occupa proprio delle mostre, che è Munus, propone una raccolta fotografica. Quest'anno Italiani a tavola è un richiamo evidente all'Expo 2015 di Milano, il cui tema ispiratore è il nutrire il pianeta, quindi l'alimentazione, il cibo, quindi c'è questo legame. Ma io vorrei iniziare subito. Gli italiani a tavola sono sempre stati mangioni? Gli italiani? Beh, se penso alle mie personali abitudini direi di sì. Diciamo che, se vogliamo dirlo, che le fotografie che dall'800 al 900 percorrono questo arco temporale, dove è possibile vedere i comportamenti, le occasioni, i gesti, le ragioni di incontro degli italiani a tavola, che in quei 100 anni cambiano perché alcune forme si mantengono più o meno fedeli a se stesse, perché per esempio i banchetti dei matrimoni o della prima comunione. Altre invece si modificano fortissimamente in ragione delle diverse abitudini alimentari, come ricordava lei prima. Lei pensi all'arrivo di bevande e cibi della cultura globale, senza fare altre indicazioni, che hanno modificato il comportamento a tavola, ma lo stesso modo di stare a tavola nelle diverse generazioni. La fotografia documenta tutto questo, soprattutto quando è fotografia, come in questo caso, l'ho voluta proprio così, quando è fotografia improvvisata, cioè dei dilettanti, di quelli che a tavola si erano portati la macchinetta fotografica e con gli amici o con i familiari facevano la fotoricordo. Una foto che sotto il profilo dell'arte della fotografia e del grande documento storico ha un valore minore, molto minore. E una sola di queste foto vale pochissimo, ma messe tutte insieme costruiscono un racconto molto più forte, perché molto più autentico, più sincero di tante foto magari studiate, o anche se alcune colte da grandi fotografi, da grandi firme, fotografie importantissime nella storia della fotografia, ma non così specchio di un mondo che fotografa se stesso. Questi in fondo sono gli antenati del selfie, no? Guardi, lei mi ha veramente anticipato la domanda, perché la domanda che io volevo fare, poi entriamo nel merito della valenza anche artistica di questa mostra, è proprio questo. Lei parlava di scatti immediati, non curati nella tecnica, nel guizzo artistico, però che rappresentano con immediatezza la realtà. Oggi che tutti abbiamo più smartphone, più tablet, quanto possiamo diventare produttori di questo tempo, quanto riusciremo a immortalare l'essenza della nostra vita? Cioè, come valuta l'uso della fotografia che oggi facciamo indistintamente, incoscientemente poi, perché oggi è un magma difficile, anche un po' tutti ci sentiamo degli Helmut Newton, no? Il mio collega usa dire questa battuta, dice: meno male che tra 20 anni i selfie non ci saranno più. Secondo me sbaglia, ma no, sbaglia per eccesso o per difetto, chissà. Comunque
voglio dire, il selfie, prendendolo come parametro di tutta la fotografia amatoriale, certo, perché il selfie è la moderna funzione dell'autoscatto. Sì, appunto. E questi sono autoscatti, anche se non lo sono tecnicamente, perché c'è uno che fotografa la tavolata dei parenti a fine 800, in realtà è l'autofotografia del gruppo. Il selfie è la documentazione della propria vita e dei momenti più importanti o significativi o che si vogliono in qualche modo memorizzare. Il problema del selfie non sta nella ragione che lo fa esistere, ma sta nella quantità di fotografie e nelle modalità di conservazione. Cioè, finché la fotografia era su un pezzo di carta, la costringeva noi tutti a considerare quel pezzo di carta comunque quello che è, cioè un oggetto che occupa spazio dentro un album, in un cassetto, con altre foto. Alla fine il cassetto si riempie, la scatola vecchia è piena di foto e bisogna trovare un posto dove metterla. E ogni tanto, per caso, magari la si va a riguardare. Però anche qualcosa che resta, invece sappiamo certo che il supporto digitale si sa che prima o poi esatto, è su la una foto nuvola, di carta resta. Una nuvola che Quindi si sta rinunciando all'oggetto ed è tutta una visione virtuale, come tanti altri sociologi dicono. Per cui la memoria del computer contiene migliaia e migliaia di queste immagini che sono tutte testimonianze della vita. Su questo non ci piove. Il problema è riprenderle, ritrovarle, non perderle, non dimenticarsene. Ma con il selfie, no? E quindi con la struttura digitale, quasi viene recuperata l'essenza dell'istantanea, nel senso che tu la fai, poi rimane in una sorta di memoria digitale di cui ti dimentichi, perché la memoria digitale non ha concretezza, non è una foto sul tavolo, bisogna ritornarci e quindi apposta, in qualche modo si smaterializza e perde anche questo senso della memoria. Non c'è questo rischio. Facciamo un esempio: lei se va a vedere un mercatino di roba di modernariato, si chiamano di antiquariato, ma in realtà tutta l'antiquariato è ben altra cosa. Comunque si va in quel mercatino e si trovano fotografie degli anni. Una volta si trovavano quelle dell'800, adesso di quelle se ne trovano poche, ma degli anni del Novecento, soprattutto degli anni 50-60, comincia ad arrivare il fiume di questa roba. Da dove vengono queste? Vengono dalle famiglie, cassetti di casa nostra. dai cassetti di casa, dove i giovani che ereditano dai nonni, dove le mettiamo, chi era questo, ma chi era... E tutto finisce. Allora, dove finiranno le foto che stanno nella memoria digitale? Su quale mercatino? Niente, svaniranno. Perciò la memoria nostra è affidata alle fotografie segnaletiche, a quelle che sono sulla patente, sulla carta d'identità, sul passaporto, e che sono conservate negli archivi delle anagrafi e delle questure, dove lì siamo tutti documentati. Non sfuggiamo, no? Ecco, ed è anche logico che sia così. Di questi tempi poi l'argomento offre il fianco a ben altre associazioni di carattere. Ma questo è un'evoluzione positiva, negativa o semplicemente diversa della funzione della fotografia come memoria? La fotografia sta cambiando, grazie a questo sta cambiando, perché prima era materiale, oggettuale, adesso è virtuale, ma adesso è tutto virtuale. Nel senso che va tutto consumato subito e non vissuto in prospettiva di un domani. La gente noi tutti andiamo a divertirci la sera o il fine settimana o la crociera o la vacanza veloce, breve, perché del domani non c'è certezza, diceva il gran anche poeta, perché no? pecunia mi deficit. Sì, ma è una paura, è una paura del futuro. Sì? Non si vuole pensare al futuro che non si conosce, è meglio vivere oggi subito. Beh, però l'Ict Nunc è antico, quindi è una riscoperta anche di una lievità di vita. Certo, ma i tempi erano diversi. Adesso questa frase in tempo reale, anche la fotografia è in tempo reale. Noi siamo in tempo reale. Ma perché il tempo è irreale forse? No. Il tempo è reale se vogliamo entrare nella valutazione che è una convenzione stabilita, una categoria che non esiste, la stabilità l'uomo per darsi dei parametri. No, in fondo proprio per questo funzionano le mostre di fotografia. Perché? Perché fanno vedere quello che la gente sta dimenticando e noi abbiamo il bisogno di ritrovare il passato.
E adesso che non saranno più un supporto cartaceo, vale la pena di stamparli? Guardi, allora, come docente le posso dire che nei giovani l'interesse per la storia diminuisce progressivamente. E questo fa il paio con la paura del futuro. Cioè vivere l'oggi vuol dire non voglio sapere da dove vengo perché tanto non me ne importa niente. Che mi serve sapere che ha fatto Napoleone o Giulio Cesare? Io stasera esco con la ragazza e vado a mangiarmi la pizza. E in fondo c'ha pure ragione probabilmente. Però la conoscenza del passato serve a non avere paura del futuro. Non solo, ma quello che dico ai miei studenti spesso, chi è che dimentica il passato? Chi è malato d'Alzheimer? E quindi non sa più chi è, non riconosce nessuno. Nel passato c'è la propria identità. Allora la fotografia lo fa vedere. Nella fotografia del banchetto del battesimo o degli amici a tavola o delle signore del primo Novecento che fanno la prima riunione per i diritti della donna o i soldati durante la guerra nelle trincee, tutto questo tipo di fotografia è l'identità propria nel passato. Dice non l'ho vissuto io, certo che non l'hai vissuto te, ma qualcuno da cui tu vieni. Entrando nel merito, perché altrimenti potremo andare avanti nelle nostre lucubrazioni anche filosofiche, entriamo nel merito proprio della mostra per dare anche degli elementi a chi ci ascolta da casa. Italiani a tavola, fotografie di chi, come ha raccolto le fotografie, dunque, quali sono le sezioni, insomma com'è strutturata? Le fotografie vengono tutte dall'archivio di famiglia che io ho integrato e che ho donato alla Società Geografica Italiana di cui sono socio, proprio perché non voglio che vengano disperse. Ha donato la sua memoria? Sì, in un certo senso sì, per essere sicuro che qualcuno la conservi. È una specie di mausoleo fotografico? Beh, forse questo è un po' troppo, visto che insomma esiste il mausoleo di Adriano o di Augusto o di Alicarnasso o quello di Ataturk, insomma i vari mausolei che ho visitato. No, il punto è che queste fotografie sono organizzate in modo da presentare, come dicevo all'inizio, i comportamenti e le occasioni. Ecco, e far vedere come e perché ci si riunisce, perché la tavola, anche se è una ritualità culturale, quotidiana, che si ripete per almeno una, se non due, a volte anche 3 volte al giorno, sia nella sua ordinaria quotidianità che nella straordinarietà dei banchetti e delle grandi occasioni, ha dei rituali, ha delle regole. Questi rituali sono espressamente, quindi il gusto per la convivialità, espressamente italiano, espressamente mediterraneo, o comunque un rituale? Ognuno ha i suoi, noi abbiamo i nostri, che si somigliano ad altri, ma nello stesso tempo sono uguali a se stessi, no? Quindi come ci si veste, dove ci si siede. Quali sono le cose più divertenti o più interessanti che si possono così ricordare per chi ha vissuto quegli anni, apprendere per chi non li ha vissuti? Leggevo che c'è una sezione dove ci sono delle foto legate alla dolce vita degli anni 60. Quello perché nella mostra sono riuscito ad avere, le ho comprate, ma per integrare però ho fatto una buona amicizia con le fotografie di un importante fotografo romano che seguiva Fellini, Ezio Vitale, e ho potuto mettere quella foto di Sofia Loren e di Vittorio De Sica con la pizza che poi è ormai il nostro piatto internazionale, no? Ecco, e come l'aria vincerò la pizza, quelle cose che tutti hanno sentito e tutti assaggiano, in qualsiasi modo sia fatta. E poi mi piace molto la fotografia del set di Fellini per il film Roma, dove c'è il tram che passa dentro uno studio con tutti le lampade accese. Quanto il cinema e la tavola, soprattutto a Roma, no? Perché adesso lei mi sta evocando delle immagini di alcune trattorie romane molto famose, tappezzate di fotografie di quelli... Certo. Quanto il cinema era legato alla convivialità, quanto la fotografia e l'arte della buona tavola sono due elementi che poi ricordano, no,
la troupe del teatro, quando finisce lo spettacolo, si va a mangiare, no? Come elemento celebrativo e ulteriore dello spettacolo, se vogliamo. Il cinema è nient'altro che una successione di fotogrammi che proiettati ad una certa velocità noi li vediamo in movimento, ma in realtà non si muove niente. Quindi è figlio della fotografia, questo è il punto, prima di tutto. Perciò, come la foto, ha guardato nella vita, ha inventato le trame, le sceneggiature, ma ha guardato la vita per renderlo credibile. E proprio in questi giorni si è tenuto un convegno a Roma sull'alimentazione nel cinema. E ce n'è un altro che ha presentato in un pomeriggio tutte le scene a tavola di Alberto Sordi. Beh, ce ne sono alcune mitiche, no? Alcune mitiche, ma sono tantissime, io ne ho ritrovate alcune che avevo dimenticato che aveva fatto. Ecco, ma che differenza c'è dalla fotografia? Niente, lì c'è Alberto Sordi famosissimo, nella fotografia ci sono personaggi anonimi, ma stanno mangiando tutti allo stesso modo. E quindi questo fatto che il cinema raffiguri il momento del mangiare, ma una volta usciti dal cinema, usciti da teatro, si vada in trattoria e le pareti delle trattorie ripropongano queste fotografie? Quella è la glorificazione. È la dolce vita romana. Sì, certo. Però ci sono delle abitudini che si scoprono nella fotografia. Per esempio, nelle foto dell'Ottocento e del primo Novecento, a tavola ci sono quasi sempre soltanto uomini. È difficile trovare, se non è un banchetto di nozze o di prima comunione, invitati e invitate. Le invitate sono rarissime. Perché le donne magari sono ai fornelli, con il tavolo con gli uomini. Io ho trovato 2 foto che ho messo di cucina, che sono stupende. C'è la massaia col bambino in braccio, la cucina col fornelletto ancora a carbonella, che siamo negli anni 20. Poi arriva il frigorifero, arriva la lavatrice, il lavoro della donna si afferma di più per fortuna e quindi le cose cominciano a cambiare. E quelle più moderne si vedono tavolate, diciamo, di tutte e due. Tavolate di sole donne? I sessi, come? Tavolate di sole sì, donne, una, le prime splendida, uscite tra donne che magari passano una serata tra amiche. C'è di più, c'è una foto dei primi del Novecento dove in un grande albergo c'è una grande cena ufficiale organizzata da signore con cappelli meravigliosi che in realtà stanno riunendosi per fondare movimenti che difendano e affermino i diritti della donna, che saranno ignorati fino al 1946, ma erano già stati messi nella Costituzione della Repubblica Romana nel 1848, se non altro per iscritto. 49 per essere più esatti. Quindi insomma la volontà sulla carta 100 anni prima. Poi ho messo anche fotografie della quella che oggi si chiama la filiera alimentare, e cioè il cibo per strada, i carretti, le fotografie della borsa nera, quelle mi hanno toccato tanto. Le ho trovate per caso 3 piccole fotografie piccolissime di momenti della borsa nera, quindi la guerra, il mercato clandestino, del burro, dell'olio, della pasta, della farina. E a proposito c'è una scena bellissima in un film di Sordi, Tutti a casa, dove c'è l'assalto al camion che porta la farina, e trovare delle foto dal vero, prese amatorialmente da uno sconosciuto con una macchinetta di nascosto, è toccante. Ma quanto questo materiale può essere capito magari dalle mie generazioni, perché mio nonno comunque ha vissuto, i miei genitori hanno vissuto quei periodi, e quanto lei diceva, i giovani d'oggi, visto che è insegnante, docente universitario, non hanno più la percezione del passato, no? È possibile che non ci sia la curiosità per queste cose? Beh, sono più severo, non è che non hanno la percezione, non la vogliono. Addirittura. Non la vogliono non come un gesto cosciente di volontà, non se ne occupano, non se ne interessano. Non li attrae. E quindi di fronte a queste fotografie che lei immagina mostra in aula... I miei studenti alla facoltà di lettere la situazione è un po' diversa, perché ovviamente vengono apposta, e molti mi ringraziano nelle tesi di laurea di aver scoperto il valore della documentazione fotografica sotto il profilo storico e culturale. Su questo punto torniamo subito dopo la pubblicità, tra un paio di minuti, grazie.